Ora non so se è andata persa la scorsa diretta, non ci ho capito nulla, c'è stato un conto alla rovescia, tempo rimanente. Quindi Luca, mi raccomando, in qualche modo cerchiamo di ripristinare il tutto. Ok? Ah, è strano comunque, raga, lo dico in dialetto, Waiu, questo modo di fare dirette con Instagram, io non ci capisco granché, non ci sto capendo un cazzo, mi dà un fastidio enorme. Adesso la scorsa diretta che fine ha fatto? Eccoti qua. Buonasera di Non so. nuovo. Non te l'ha fatta salvare? Mm? Non ti ha fatto salvare la diretta? Stavo sentendo, stavo capendo questa cosa. Me l'ha fatta salvare, non me l'ha fatta pubblicare, almeno Ma che così. peccato. Questo dannato Instagram. Ma fa, Ma per io curiosità. sono un esordiente da questo punto di vista perché la mia seconda diretta, la prima non è andata per niente bene proprio per questo problema. Ma Ovviamente mannaggia. il telefonino era il problema principale, poi ho avuto modo di resettarlo negli scorsi giorni e almeno per quanto riguarda la linea sembra stabile, Ok. tranne quando la rovescia e non so per quale motivo, così come è successo prima. No, ma guarda che. Ma per curiosità, sai quanto è durata prima la diretta? 50 minuti o meno? Sì, 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 un Ok. 50 minuti, perché io ho E poi. iniziato intorno alle 19. Ok, e poi la stacca. Insomma, e per capire più che altro perché anch'io sono molto esordiente in questa, diciamo, in questo approccio, non sono un direttaro di professione per niente. Eh, Però vabbè, anche, ecco, anche questa cosa è stata una di queste cose che è avvenuta in questo periodo ed è stato un canale, secondo me, un po' interessante. Io lo definisco interessante per aprire un contatto con chi non si può incontrare fisicamente. Mentre Certo. magari prima fare la diretta da un social network, ovviamente quanta gente prima faceva le dirette, tantissimo sempre, Sì. era una cosa in più, ma una cosa in più. Oggi, con quello che è stato, è diventata per molti una necessità, per altri una moda, ma anche comunque una chiave di necessità insomma, per fare, No, insomma, un po' per rimanere in contatto con gli a altri. me non mi ha mai attirato più di tanto, ti dico la verità. Difficilmente ho partecipato a delle dirette in passato, per dire, ho seguito poche dirette su Instagram. In questo periodo ho trovato abbastanza interessante in qualche modo poter, appunto, tramite la diretta Instagram, creare ecco, una situazione di certo non fine a se stessa, una bella situazione in grado di poter, come dire, vedi, così come stiamo facendo noi, conoscersi, parlare di tante belle cose, nel nostro caso di musica, e si è rivelato, perché no, un bel modo per poter in qualche modo affrontare meglio il periodo di quarantena, dai, perché no? Sì, dai, sì. Comunque, come ti dicevo, vabbè, per me è quasi un esperimento questo, nel senso non è che di mio non è che mi sono mai ritrovato ad avere questa grandissima voglia di fare la diretta, di fare così, come ti dicevo. Però, boh, è comunque, come ti dicevo, un modo interessante, una chiave interessante da quantomeno non rinnegare da subito, se poi non ti piace, ma almeno dare la possibilità di sperimentare. Poi, soprattutto se fai musica se quindi veicoli un messaggio, alla fine boh, è comunque una chiave come dire, un qualcosa che ti offre in questo caso Instagram, il social network, una Sì, cosa sì, in sì. più che uno No, può provare. in Facebook è possibile fare dirette, quindi diciamo è una cosa Sì, 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 no, no, ma è social una cosa. ormai. Sì, è una cosa che ti dà l'opportunità boh, di creare in questo caso un contatto, un messaggio, di veicolare, io dico sempre l'imperfezione delle cose, nel senso che ora ti dico perché l'imperfezione, perché notavo tra l'altro che oggigiorno la cosa che boh,
sembra in un certo senso attrarre di più, interessare la gente, è il backstage delle cose, l'imperfezione. Perché, per esempio, secondo te su Instagram oggi sono andate, diciamo, l'avanguardia di Instagram sono le storie, sono le dirette, no? Quasi quasi. Ed è una cosa che è avvenuta da un po' di tempo. Perché? Perché Si crea secondo una me... certa intimità, si crea una certa intimità con Esatto, i esatto. follower, chiamiamoli così, io li chiamo amici perché chiamarli follower è un po' come se ti dai delle armi della serie, io sono... Vabbè. Ma dove? No, ma certo, ma certo, ma certo, ma certo, ho capito. Diciamo, sempre dietro un account c'è sempre un essere umano, una persona, ma ci mancherebbe. Eh, Quindi assolutamente. coinvolgere le persone in ogni cosa che fai, anche magari nella creazione, proprio se vogliamo dire così, dello scheletro, va, diciamo così, di ogni idea, che ne so, di una canzone, coinvolgere le persone proprio dal momento che la cosa la si inizia in qualche modo a concepire, a mettere le basi, è una cosa che sicuramente può invogliare ancora di più le persone a capire quello che fai, ciò che fai e in che modo lo fai. È una bella cosa, perché Ah sì, dietro all'artista appunto c'è una persona che sperimenta, che accende il frullatore, il cosiddetto cervello, e alla fine le cose nascono piano piano e quindi poter coinvolgere le persone proprio all'inizio, dall'inizio del progetto è secondo me una cosa importante. È bello, almeno a me piace tanto e quindi condivido questo tuo asserto, questa cosa che hai detto. no, ma assolutamente, ma ci mancherebbe, guarda, resta comunque un modo bello, come tante cose. Poi alla fine si tratta alla fine, in questo caso nel nostro caso, di produttori di musica, diciamo, ecco, che produciamo, quindi utilizziamo in questo caso il social network, l'account, per condividere la nostra musica, per farla arrivare a determinate persone che possono essere interessate. Ecco, poi qui si apre tutta una parentesi interessante, quella che è oggi i social, Instagram, eccetera, eccetera, che ti permettono, lavorandoci bene sul social, di targetizzare e arrivare a chi può essere interessato. Perché secondo me, poi, almeno ti dico questa cosa, a me per esempio non è che, anzi ti dico, non è che è giusto che la tua musica debba arrivare per forza a tutti, perché non è così. Non da Mm, nessuna parte. cioè, non è che tutti possono essere interessati al tuo tipo di musica perché poi, ognuno ha i propri gusti. Secondo me Però, è giusto che debba arrivare a chi è interessato davvero a quel tipo di musica che tu fai, perché è così che funziona. Ed è giusto che arrivi e poi si crei da qui, possiamo dire, una tua piccola community di amici, come dicevi te, di gente che usufruisce di quello che fai, scambia con te quello che fa anche lui e di conseguenza si crea uno scambio ed è questa alla fine la cosa bella. un bel modo di condividere le proprie passioni e le proprie cose, soprattutto tra musicisti, è bello, è bellissimo. Mi hai dato l'assist prima quando parlavi dell'imperfezione, delle imperfezioni, no? Che sono comunque affascinanti e vere, no? Sono le imperfezioni a volte che rendono vere le opere, no? Le cose che facciamo in generale. C'è un amico che la pensa esattamente come te, un amico musicista di Foggia, Francesco Delicari, vabbè, non è presente su Instagram, lui non ci bazzica molto sui social, quindi è un tipo molto che ama fare cose molto rudimentali, minimali, un po' perché ha poco tempo per poter, diciamo, suonare, esercitarsi, un bravo musicista, però che ha perso la mano da un po' di tempo e quindi per impegni vari è costretto a prendere idee che aveva già prima, pensa un po' io non ero ancora nato perché lui è molto più grande di me, e all'inizio pensavo fosse più una giustificazione al fatto che sa di essere indubbiamente poco preciso. Invece, anche grazie a lui che ho capito questo vezzo, che alla fine è un vezzo, il fatto di
mettersi a nudo anche attraverso le incertezze, le imprecisioni, ok? È una cosa molto vera e diretta. E quindi sono d'accordo anche con questo. Hai proprio la stessa testa di questo amico mio, almeno per quanto riguarda questa cosa che hai detto, mi piace. È una cosa che mi piace e mi interessa. Ma sì, guarda, assolutamente, è una cosa, è un pensiero che ho maturato, boh, secondo me un po' nell'ultimo tempo. Sì, l'imperfezione delle cose, che sia della vita, che sia della musica, a volte, appunto, proprio perché stiamo anche a parlare di musica, dentro le canzoni, dentro le cose, no, ci sono quelle piccole cose che uno dice, bah, sono magari se le vuoi prendere da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di un approccio accademico, imperfezioni, ok, ma che se poi le guardi da un punto di vista soggettivo dell'opera, di quello che è, potrebbe Mistico. essere, potrebbe essere invece il valore della cosa, l'imperfezione che rende soggettiva quella cosa, no? Un po' come tutto, come le canzoni, come le persone. E questa è un po' la questione. Ed è molto bello. Poi, Di sì, poi conseguenza su quello che facciamo, anche in musica. sì, sì. Però lì dove c'è il discorso di imprecisione, come tu giustamente dici, è anche secondo me attraverso ciò che Cazzarola, che è successo? Ti vedo a tratti. Ci sei? Au! È dura, con Instagram è dura. Ha abbandonato la diretta, evidentemente ha avuto problemi con la linea. Allora io ne approfitto per salutare tutti coloro che si sono collegati fino ad ora e che hanno seguito anche per pochi secondi la diretta. Virgio 83, Dare, Ross Floyd, la Frenzy, Juliana, Tenisia Stella, Emotional Ketchup Burst, Vincenzo Micucci, scusate se non vi pronuncio benissimo, Luigi Barti. Finiamo questo discorso con il carissimo amico ospite di questa diretta. Eccolo, quindi vediamo un po' se si riesce a ripristinare in qualche modo la linea, il tutto. Stavo parlando di una cosa abbastanza interessante, l'imperfezione. L'imperfezione nella musica che tira fuori il vero lato con i suoi pregi e con i suoi difetti dell'artista e di ciò in cui crede, di ciò che fa. Cosa abbastanza interessante e affascinante. Poi ovviamente ognuno è libero di pensarla come vuole. C'è anche posto per chi crede solo ed esclusivamente alla precisione matematica della musica e ad una certa esecuzione e tecnica. Eccolo qua. Meno male. Ma sai cos'è, Francesco? Che quando si parla di cose interessanti, no? Anche la linea, voglio dire, si emoziona e cade. È così che funziona. È vero, è vero. Ho notato È anch'io, così, è. ma È noi così, è siamo, così. ma noi siamo ancora più figli di puttana e quindi da dove la linea ci ha segati. Dicevi? Esatto, esatto. No, stavi appunto accennando anche tu ancora a questo discorso, ma sì, l'imperfezione è una cosa che poi, cioè, nel senso, ma anche sia dal punto, io questo mio pensiero l'ho maturato guardando i social, guardando Instagram, e poi pensavo a tutte le altre cose, no? Anche nella musica, nelle cose, dicevo che appunto una canzone nella sua soggettività può avere quella piccola cosa che a livello accademico è imperfetto, ma poi in sé, dentro la canzone, dentro la cosa, nella sua estetica, fa del pezzo una figata. E alla fine noi soprattutto del genere che è rock, il rock è un genere, vabbè,
che è fatto molto con l'attitude, no? Ne parlavamo anche in chat qualche giorno fa. L'attitude è proprio l'istinto nel fare qualcosa, no? O ce l'hai o non ce l'hai quasi. E l'istinto non è qualcosa deciso a tavolino, non è qualcosa di accademico, non è una frequenza MIDI, l'attitude, è la persona, e la persona è imperfetta, perché siamo esseri imperfetti. Quindi il rock and roll è l'esempio, il rock è l'esempio simbolo di questo discorso che dicevo. Ad esempio, io negli ultimi brani che ho pubblicato, quando il progetto Fuoco Lento, che condivido con il mio fratellone Stefano, che è il bassista che ha collaborato nella cover, ho iniziato a comporre da lì brani da solista, quindi brani miei personali. Ne ho fatti 3 dallo scorso anno e, per dirti, molti di questi brani, il virus non c'è compreso, sono nati in maniera molto spontanea, cioè mi sono messo lì con la batteria, bastato pochissimo per creare questa, io la definisco magia, almeno io posso permettermi di dire che si è creata tra me e le mie canzoni una magia particolare. Spero anche per chi le ha ascoltate, ci mancherebbe. Però ti dico, sono stato abbastanza spontaneo, non eccessivamente tecnico, perché la tecnica non fa parte, almeno per il momento, non fa parte di quella che è la mia preparazione musicale. Io parlo a livello strumentale, a livello, capito? Io sono più un cantante che un chitarrista. Però è bastato pochissimo, non è che ci sono stato lì, non è che mi sono messo a provare una canzone chissà quanti mesi, di dico la verità. Poi ovviamente ci sono i pro e i contro. Aspettare un po' ed elaborare meglio la cosa poteva aiutarmi a farla in maniera ancora più, come dire, ancora più decisa, ancora più magari dando una forma ancora più definitiva, ok? Però, come dici tu, giustamente, quando una cosa ti nasce dentro, soprattutto noi, che abbiamo voglia di trasmettere e comunicare attraverso le canzoni, abbiamo proprio la fretta certe volte, o sbaglio? Abbiamo la fretta di dire qualcosa sotto forma di musica e quindi, almeno per quanto mi riguarda, non vedo l'ora, e la fretta potrebbe portarmi a, come dire, trascurare alcuni fattori musicali, artistici, che ne so, ora parlo a vanvera, non lo so, tutto ciò che ha a che fare con quello che fai, però è una cosa che nasce dentro, hai voglia di comunicare. Io sono partito all'inizio, quando ancora non sapevo suonare uno strumento, con questo non voglio dire che lo so suonare in maniera, però prima almeno adesso ci provo, prima non avevo mai avuto alcun approccio con la chitarra, e ti parlo di fino al 2015, appunto, fino a quando mi sono deciso poi di intraprendere anche il percorso legato allo strumento. All'inizio i miei primi testi all'età di 15-16 anni sono nati così, in maniera spontanea, registrati, pensa un po', su basi ritmiche che trovavo sul web, quelle messe a disposizione per i chitarristi, che ne so, basi strumentali di Gio Satriani, Steve Vai, Vinnie Moore, Gary Moore, eccetera, eccetera. Quindi facevo questo gioco, va, diciamo così. In passato ho anche pubblicato alcune di queste cose su YouTube, poi le ho eliminate perché ho preferito tenere la parte autentica e inedita al 100% di quella che è la mia musica, ok? Grazie al fatto che ho intrapreso anche il percorso, in un certo senso, di strumentista, va, diciamo così, nel mio piccolo. Però all'inizio, proprio per questa esigenza di voler comunicare attraverso la musica, parlare attraverso la musica, giocavo in questa maniera qui, scrivevo testi su basi ritmiche e li pubblicavo così. Era un gioco, era una cosa che però mi ha arricchito molto, perché mi ha dato l'opportunità di scoprire in me un lato
cioè, ho capito che potevo comunque parlare in qualche modo attraverso la musica e scrivere testi, quindi questa è una cosa che mi ha aiutato molto. Certo, certo, guarda, assolutamente. Io ti volevo chiedere per curiosità, ma hai detto che hai registrato anche ora la batteria, ma la batteria che registri è acustica o la scrivi al computer? Non ho sentito, scusa? In privato di quello. Non creo loop, non ho ancora, diciamo, la competenza per creare delle cose autonome a livello di batteria, ti dico la verità. E quindi uso batterie già editate, già fatte, ok? Ok, Eh, ok, ok. Per esempio, ti che chiedo, puoi trovare scusami, facilmente. Poi magari ho le capito, modifiche a qualche operazione di editing, eccetera, e quindi magari in alcune parti puoi anche certo, personalizzarla la batteria. certo, Però un po' no. Mi almeno sembra di per aver quanto capito. riguarda le batterie non sono creazioni mie. Non avendo un Ho capito. batterista, soprattutto non avendo la possibilità di poter registrare, perché il mio studio calcola che è qui in casa, quindi suonare una batteria acustica in casa, roba Insomma, da da fare, autocertificazione. si rischia di andare a finire per le scale con tutta la batteria, il batterista, eccetera, chi sta con noi. No, vabbè, è normale, come il problema di tutti i batteristi. La batteria, tra l'altro, ha bisogno di un ambiente particolare, non è che la puoi registrare di acustica ovunque, ha bisogno di un ambiente adatto per essere registrata, quindi assolutamente Microfono d'accordo. e l'ambiente è importantissimo, soprattutto quello. E quando hai uno studio home in casa non puoi fare tutto. Però io con quel poco, ti ripeto, che riesco a fare, sono molto contento, molto felice perché, ripeto, per dire, nel caso del singolo che ho pubblicato qualche settimana fa, Il virus non c'è, avevo proprio questa esigenza di parlare e di estrinsecare quella che è la mia idea in merito a tutto ciò che è successo. E quindi sono contento di tutto ciò che sto facendo. Mi piacerebbe solo suonare un po' di più dal vivo, però quando non hai una band, come fai? Quello è il discorso. E io in qualche modo ho sempre avuto questa mentalità, anche se non ho una band, non ho dei musicisti che mi accompagnano, se ho da dire qualcosa lo devo fare. Non importa quando e dove, l'importante è farlo, secondo me. No, ma assolutamente, ma guarda, oggi avere una band e spesso quando tu sei, ecco, un cantautore e inizi a scrivere quindi i tuoi brani, li pubblichi, è molto difficile portare con te e coinvolgere altra gente, altri musicisti in quello che è la tua visione, in quello che è il tuo progetto. Quindi già questo è molto complesso. Uno deve lavorarci su questo, perché alla fine avere una band live può essere molto molto utile, può essere per riuscire a proporre, soprattutto se fai un determinato genere. Fondamentale, importantissima, è la cosa più Sì. importante, però No, sì, sì, no, ma soprattutto se appunto vuoi proporre un determinato genere, e quindi come in questo caso può essere il rock, il grunge, come nel tuo caso per esempio, serve magari ecco, una full band dal vivo, quindi ecco c'è questa mancanza. Però guarda, alla fine ti dico questa domanda, tu le tue canzoni come le scrivi all'inizio? Una chitarra e voce magari, faccio un esempio, no? guarda, ti dico la verità, non c'è mai una, come dire, una sequenza di cose fissa, perché a volte nasce prima il testo, a volte nasce prima la musica, a volte capita di avere solo l'idea musicale e magari riesco già a registrarla in qualche modo e poi dopo piano piano provo a scrivere qualcosa che si possa in qualche modo adattare alla musica o in altri casi, come è successo in alcuni brani recenti, chitarra e voce contemporaneamente, ti dico la verità. Questa è, diciamo, è una modalità che un po' mi sono portato dietro, appunto perché, come ti dicevo prima, iniziando a scrivere testi all'età di 15-16 anni e adattarli su basi già esistenti,
mi ha portato, diciamo, a portarmi dietro il vizio di prevalentemente scrivere prima il testo, oppure creare prima la musica e poi adattare il testo alla musica, o viceversa, o in alcuni casi contemporaneamente. Certo, Non ho no, certo, una regola fissa. Ah, ma questo è molto buono, questa cosa, cioè molto particolare. Alla fine è un po' di tutti questa cosa di non avere una regola nello scrivere un brano, perché alla fine le persone sono così, cioè non ci può essere una metodologia precisa, o alcune la hanno, non lo so. Sì, sì, ci sono Molto. alcuni indubbiamente che hanno proprio la loro modalità, che è quella di scrivere e di arrangiare contemporaneamente, cioè scrivere e creare la musica contemporaneamente. È una cosa che molti cantautori hanno, però nel mio caso, nel caso di altri come me, ovviamente non dico che quelli che fanno in maniera diversa sbagliano, anzi, scrivere un testo e la musica contemporaneamente è la cosa più comoda, la cosa migliore secondo me. Però ti dico la verità, a me è riuscita poche volte. No, vabbè, dai, non c'è una regola, non c'è una regola. Io un'altra cosa che stavo per dire prima, che volevo dire, è che alla fine spesso, come hai detto tu, il creare, soprattutto se ti capita questa cosa di scrivere contemporaneamente con una chitarra la canzone, spesso il creare una canzone alla fine è una cosa, un processo semplice. E appunto, a maggior ragione, spesso una canzone nasce da una voce, da un'idea e uno strumento affiancato accanto. Poi ovviamente uno si inizia a immaginare l'arrangiamento, poi arrangia, poi registra, però alla fine l'energia del brano parte da lì. Quindi se. Come? Ti è mai capitato di sognare canzoni? Mm, ma no, ti dico così su due piedi, ti dico di no. Non saprei. Spesso non ricordo i sogni, anche se anche questo è un argomento realmente affascinante. Boh, no, comunque, no, forse mi è capitato di sognare qualcosa che poi, ripensandoci al sogno, ho pensato che sarebbe potuto essere un argomento interessante Ah, da ecco. trattare in una canzone. Questo magari sì, però ecco, è affascinante questa cosa dei sogni, assolutamente. Io invece sogno continuamente melodie, canzoni vere e proprie, arrangiate in una certa maniera, a volte le dimentico e mi do un pugno sulle palle, perché è un peccato davvero. Ti dico, oltre la musica, un singolo che ho pubblicato lo scorso anno è nato così. Ho avuto la prontezza di catturarlo. Dopo il sogno ho preso la chitarra e ci sono riuscito, ma ti dico, sai quante canzoni ho perso? Ti dico, ho sognato delle vere e proprie canzoni fatte veramente, cioè fatte bene, a me piacevano tanto nel sogno, era qualcosa di nuovo per me, che poi sono andate perse dal momento che mi sono svegliato. C'è una sfida pazzesca. Ma Mi guarda capita, te, guarda te. mi capita spesso. No, ma è interessante sta cosa dei sogni, non ci avevo mai fatto troppo caso, evidentemente perché a me non capita di sognare musica, peccato però, mi piacerebbe farlo a questo punto. Sì, sì, ma un argomento veramente, veramente boh, interessante, Ma se poi non lo particolare. riesci a catturare, allora ti dico, se non lo riesci a catturare, perché poi quando ti svegli non ricordi nulla, non ti serve un cazzo. Ti serve solo ti rimane solo l'amaro in bocca, ti rimane. A volte veramente ti rimane l'amaro in bocca. Ma Perché sì, ma chi lo sa se non serve del tutto. Magari canzoni. a un- No, magari dicevo che a una parte di noi quello che sogniamo è sempre utile in un certo senso. Non lo possiamo sapere, alla fine dentro il nostro cervello ci abbiamo inconscio, strati di parti che sono totalmente incoscienti e Certo. magari quello che sogniamo resta un dialogo aperto con quello che sogniamo, che in un certo senso nutre questa zona di noi, quindi non possiamo Sogni saperlo. svelano simboli dell'inconscio utili a capire proprio a volte, perché no, la direzione che stiamo prendendo. Quindi anche in psicologia eh,
si tratta spesso questo discorso e trattano questo discorso i sogni sono importantissimi. A volte sono, vedi, come in questo caso sono costruttivi, o meglio, ti danno, almeno per quanto mi riguarda a livello musicale, alcuni di questi sogni mi danno come dire, degli spunti. Il problema è che non li riesco a catturare sempre, questa è una cosa che mi dà un fastidio enorme, però vabbè, lì dove non è il sogno a darti l'opportunità di creare, vuol dire che lo puoi fare così come abbiamo sempre fatto fino ad ora, dai. Sì, assolutamente. Laddove non è il sogno nel sonno, sarà il sogno del tuo obiettivo, del tuo desiderio, e quel sogno, quel tipo di sogno lì a portarti a realizzare quello che è il tuo percorso, perché alla fine si tratta di necessità. Secondo me, ecco, resta questo in chi fa musica, in chi produce musica. Se poi è una cosa che porta nella vita, indipendentemente da tutta la vita che gli è intorno, quindi dalle difficoltà, eccetera, eccetera, secondo me resta il fatto, secondo me, indiscutibile, che si tratta di necessità quello di creare qualcosa. Assolutamente, sono d'accordissimo. Allora, io vedo che c'è un po' di salutare tutti coloro che anche per un solo secondo si sono collegati e hanno visto che c'è. Buonasera, ciao, insomma, un po' di gente si sta collegando, che saluto. Allora, saluto il primo al quale sono molto affezionato, che è Lu Framilia. Dai, scherzi a parte, Billy 83 da De Pasi, Rosso Floyd, la Frenzy, Giuliano 87, Artemisia Stella, che è mia madre. Vabbè, dai. Bast, Vincenzo Micucci, Luigi Barti, Metti 1983, alcuni non li so pronunciare, sono troppo lunghi da citare. Brenta Official, Burning Fierce, Just Rica, mamma mia quanti, però ho visto un bel flusso di gente collegarsi anche solo per un semplice istante, è una cosa che fa sempre piacere. La prossima volta, mi raccomando, per quei pochi che sono ancora in diretta e sono in ascolto, una volta cliccato sulla diretta, restate pure sintonizzati e dite anche voi la vostra, perché no? Ma sì, ma io alla fine facciamo questo invito, guarda Francesco, visto che siamo anche su questo social che ci serve a crescere diciamo, e a lanciare e a condividere la nostra musica, io invito insomma alcune persone che si sono collegate, che sono miei followers, a seguire te. Ti chiedo una cosa, scusami se ti interrompo, ti chiedo una cosa. Allora, la prima diretta che è andata persa, almeno per quanto mi riguarda, poi vabbè, dopo controllerò, ma così mi pare, tu invece sulle tue storie appare, c'è? Questo non lo so, in questo momento non te lo so dire. Dopo vediamo. Comunque io so questo, che quando una diretta si interrompe, almeno poche volte è recuperabile. Se tu non la salvi e non la ripubblichi, è persa. No, la scorsa volta mi è successo, si sono interrotte varie dirette quella volta e ho avuto modo di pubblicarle comunque. Invece questa volta mi pare che non ho proprio visto l'opzione, mi diceva solo elimina video, quindi molto probabilmente è andata persa. Vabbè, vedremo, dopo vediamo. Forse è la connessione, guarda, sempre problemi. Ora di diretta, cazzo. Alla fine, cioè, va bene. No, vabbè. Okay. Buona per tutte le persone che l'hanno seguita e che quindi hanno avuto modo di partecipare, però tutte le altre poi magari persone che non hanno avuto modo di collegarsi per impegni vari potevano avere l'opportunità di visualizzarla in seguito, invece va persa, è un peccato. Cioè, vabbè, speriamo di no, dai, speriamo che riesci a recuperarla in qualche modo, se no che ci possiamo fare? Vediamo questa qui quando adesso la chiuderai, vediamo se si salverà. La prossima volta sai cosa facciamo? Facciamo una diretta e partiamo a metà.
Sì, così abbiamo la sicurezza di non dover parlare a vuoto. No, vabbè, a vuoto no, perché comunque, ripeto, ci sono persone che hanno seguito e che hanno visto la diretta. Ma sì, è Allora, sempre un test, un esperimento, diciamo, quindi piano piano poi si capisce come si fa meglio. andrà meglio, le prossime volte andrà sicuramente meglio, ci sarà sicuramente qualcosa, cioè, ci darà modo di imparare, di fare dirette migliori, perché no? Tanto non è l'ultima, questa non è l'ultima, perché trovo, conversare con te lo trovo abbastanza interessante. Guarda, mi hai salvato la vita all'inizio perché avevo ripreso, come ti dicevo, la chitarra in mano dopo diversi giorni e mi sembrava una zappa e quindi c'era un amico che diceva dai suona oltre la musica, suona il brano e tu poi mi hai salvato la vita perché io ti stavo aspettando in realtà da un sacco di tempo, o meglio, non vedevo l'ora. No, Mi hai vabbè, salvato. ma come ti dicevo, io oggi avevo aperto pochissimo Instagram, l'ho aperto da poche ore e avevo accumulato i vari messaggi, varie notifiche che devo ancora controllare e guardare e di conseguenza mi era sfuggito il tuo messaggio, se no comunque ti avrei risposto prima e mi sarei organizzato almeno di fare questa ospitata in orario, insomma. Ma Invece no, magari ecco, ti ho fatto un po' ritardare, ora magari ecco, tu mi avevi detto che eri un po' impegnato, ora siamo da un'oretta in diretta, quindi... tra un po' devo chiudere, tra un po' devo chiudere. Certo, no, ma va benissimo perché anch'io, guarda, sono in ritardo, devo staccare. Però ecco, in ogni caso a me ha fatto piacere chiacchierare, insomma, assolutamente. Abbiamo, poi guarda, quando si parla soprattutto di musica, di cose, vengono fuori poi degli spunti in ogni caso interessanti, no? E quindi comunque varie cose che magari soprattutto non ti eri programmato e non ti eri preparato, ovviamente. Quindi di Ci sono conseguenza... dirette che non hanno, non preparate, che hanno il loro perché, anzi, tra persone umili che hanno voglia di arricchirsi, di conoscere, di fare amicizia, non c'è alcun problema. Queste sono le dirette ideali, o perlomeno un qualcosa di vicino alla modalità ideale, va, diciamo così. Bisogna No, solo ma mettere a sì, posto guarda, alcune cose ma che sì, guarda, portano. assolutamente. Io sto cercando di fare esperienza in, diciamo, in questo campo di dirette, non ne ho mai fatte tante, quindi a me può soltanto far piacere poi dialogare con te, dialogare della musica, dialogare delle idee e di tante cose, perché alla fine di questo stiamo a fare, di questo stiamo a produrre, cioè musica che però poi va alle persone, e quindi c'è tutto un discorso un po' più complesso da fare in relazione, diciamo, con quello che è alla fine offrire il proprio prodotto e farlo ascoltare, che l'ascoltatore abbia una reazione con esso, abbia un'identificazione con esso, e poi quindi, e questo alla fine è il messaggio della condivisione, no? Della Certo, musica, secondo me, soprattutto in questo campo online, poi c'è tanto altro discorso da fare. certo, certo. Allora, cioè, allora, riepiloghiamo, va, facciamo un riepilogo, un breve riepilogo di ciò che molto probabilmente la gente non avrà modo di ascoltare in seguito perché la diretta di prima se n'è andata a fanculo. Allora, il tuo nuovo singolo che ho avuto modo di ascoltare, titolo, e dai, invitiamo le persone ad ascoltarlo perché almeno per quanto mi riguarda è interessante, mi è piaciuto dal primo momento che l'ho ascoltato. Allora, Francesco, il mio nuovo singolo si intitola Resisto e non combatto. È uscito da pochissimo e io insomma invito chiunque guarderà e poi speriamo riguarderà questa diretta ad andarlo a cercare in tutti i vari stores online, Spotify, YouTube. Su YouTube trova anche un bellissimo video con l'artwork animato della canzone
e niente, di andarlo ad ascoltare, perché poi è una canzone, innanzitutto l'ho pubblicata e quindi alla quale tengo molto. Una canzone, secondo me, che se a chi piace comunque in generale il genere che può essere il rock, diciamo che si avvicina a queste sonorità, la può trovare interessante. Ha un testo in italiano che spesso in questo genere magari è una cosa che un po' si evita, un po' non si fa, perché magari stai a emulare quello che è il genere americano, quello che è il genere esterofilo, e, e di conseguenza ti ritrovi a voler cantare magari in inglese, quindi magari ecco, c'è questa associazione tra una musica di impatto esterofila a un cantato italiano. Quindi io invito ad andarlo ad ascoltare, Resisto e non combatto. È stato pubblicato sotto un'etichetta, una label indipendente di Torino che mi sta seguendo, The Boring Label, che saluto. E niente, io invito ad andarlo ad ascoltare, quindi grazie mille di tutto, grazie mille a te anche dell'ospitalità, insomma, dello spazio. Questo brano Resisto e combatto, giusto? Lui, il nostro caro amico in diretta, è veramente un creativo e quello che fa lo fa con il cuore, e io da subito ho capito lo spirito con cui fa le cose, con cui fa musica, quindi ascoltatelo, mi raccomando, seguitelo sui suoi canali Instagram, Facebook. Hai anche una pagina Facebook? Sì, c'è una pagina Facebook collegata ovviamente, Instagram, sì, su Spotify ovviamente, che oggi Spotify è importante, però ecco. Infatti, certo, oltre ai vari digital store e YouTube, tu hai un canale YouTube, tutto. Guarda, Quindi... sì, io in realtà adesso mi sto anche avvalendo del canale della label indipendente che mi sta seguendo, che è Lunatica Central, quindi potete insomma anche seguire questo canale, trovare lì i miei video e le mie canzoni, quindi insomma ti ringrazio tanto di quello che hai detto, veramente. Figurati, è il minimo, ti ripeto, ma per me è un piacere averti potuto conoscere, averti conosciuto, e non è l'ultima diretta, ne faremo altre perché Con piacere, con piacere. divertente davvero chiacchierare con te, perché vedo che sei una persona abbastanza appassionata in ciò che fai, appassionato di musica, e quindi condividiamo tante cose ed è bello, perché no, poter arricchire l'altro. Io sicuramente ne esco ancora più arricchito. Eccolo, si è bloccato, si è bloccato, si è bloccato. Ah, Instagram. Va bene ragazzi, io vi saluto nelle prossime settimane. La prossima settimana cercherò di fare un'altra diretta con qualche altro ospite, ma il nostro caro amico sarà sempre presente e spero di farne presto un'altra. Ok? Un saluto a tutti e buona serata.